Bella iniziativa culturale che si è svolta giovedì sera nella stupenda location di Villa De Finetti a Corona di Mariano del Friuli. Un libro, il quotidiano, riportato nello scritto, come ci conferma l'autore Roberto Pitassi. Quest'opera è un'opera fatta apposta per far riflettere le persone tra ciò che è reale e ciò che non è reale. È tutto il libro che oscilla su questa polivalenza di significati, specialmente parlando di quello che è il tema della follia che trasuda queste pagine. La follia è una tematica che ho approfondito vedendola in ottica estremamente positiva, in ottica ottimistica, perché per me è affiancabile alla creatività. Tutte queste persone che sono dislocate all'interno di queste pagine sono persone che sono affette da delle patologie conclamate, patologie legate a problemi anaffettivi, problemi affettivi, problemi legati al mondo del lavoro, e attraverso tutta una serie di fatalità e accadimenti riescono pian piano a fare questi viaggi onirici, questi viaggi che li porteranno in luoghi distanti nello spazio e nel tempo, e a fare delle scoperte importanti, cioè a conoscere se stessi, un po' il motto socratico, no? Conosci te stesso. Loro conosceranno che la realtà che pensavano di padroneggiare in realtà è una realtà non così facilmente padroneggiabile, perché in realtà è polivalente, cioè oscilla fra vari significati. Senti, la cosa fondamentale da sottolineare è questa, no? Che la raccolta ha uno scopo anche principale. Sì, la raccolta ha uno scopo che è quella di far conoscere alle persone un modo di vedere le cose in maniera diversa. La raccolta di racconti brevi già di per sé è una tematica, è un genere diverso, un genere, come dicevo all'inizio, abbastanza difficile, perché è un genere, considera un po' la pecora nera, della parte letteraria. Lo scopo principale di queste opere è, secondo me, far viaggiare le persone, farle rendere conto che dietro ogni immagine, dietro ogni parvenza c'è dell'altro. Bisogna imparare a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi distanti, con occhi distaccati, con occhi di ammirazione. Insomma, poi alla fine di tutto il discorso, perché il libro è da leggere non spiegarlo in televisione, ma da leggere. Il succo finale è che la raccolta di questo libro, nel senso che quello che raccogli poi lo dai a chi veramente ha bisogno, no? Certo. È ovvio che dietro tutta questa figura, dietro tutte queste pagine, è ovvio che il libro ha anche uno scopo, legato a queste persone. Io lavoro in una struttura per disabili, quindi ho potuto toccare con mano tutta una serie di circostanze, di accadimenti sulle quali ho anche avuto modo di avere degli impatti positivi e negativi, e tutto questo mi porta a poter dare nel mio piccolo una mano. Perfetto.